Raffica di furti tra attentati e messi a segno, non si placano gli assalti alle abitazioni di tutta la pedemontana, da Bassano a Romano, da Rosà a Tezze a Rossano, arrivando a Pianezze, Colcerese, a Schiavon, dove pare si siano concentrati particolarmente i malviventi. Una situazione che sta preoccupando moltissimo sia i residenti che chi amministra i vari comuni. Forze dell'ordine in piena attività per arginare il fenomeno. Al proposito, i carabinieri di Bassano hanno intercettato un'auto a Castello di Godego che alla vista dei militari si è fermata in mezzo ai campi. I 4 occupanti sono scappati facendo perdere le proprie tracce, ma dentro l'Alfa Romeo fermata hanno trovato arnesi da scasso, guanti, un flessibile e delle torce elettriche. Intanto a Schiavone il sindaco Simone Dellai ha deciso di inviare attraverso i social un vademecum ai suoi cittadini per limitare i colpi, perché davvero non se ne può più. Figuratevi che la scorsa settimana, poco prima del Consiglio Comunale, che era previsto per le 18:30, un consigliere mi ha mandato un messaggio qualche minuto prima dicendomi: non mi posso presentare al Consiglio perché ho avuto i ladri in casa, sto aspettando i carabinieri. Ed erano le 18 di pomeriggio. Visto che tutti i furti si sono verificati nella fascia oraria tra le 17 e le 22 di sera, ho pensato di divulgare un breve messaggio WhatsApp con alcune indicazioni, in accordo comunque anche con il comando di carabinieri di Nove, nel nostro caso, che però possono essere determinanti per evitare la visita inaspettata. Certo è, dichiara con amarezza il sindaco Dellai, Il problema è che queste persone quando entrano in casa non rubano soltanto soldi o oggetti, ma distruggono sogni, ricordi e la serenità delle famiglie. Questo è peggio del furto in sé.